Tragedia nella notte lungo la strada provinciale maranese nel comune di Schio. A perdere la vita Matteo Broccardo di Sant'Orso, un giovane di 24 anni che si è schiantato con la propria automobile poco prima delle 23. Quando i soccorritori del SUEM sono intervenuti, hanno tentato il possibile per rianimarlo, ma ormai non c'era più nulla da fare. La Fiat Punto su cui viaggiava è finita contro un platano. La polizia locale che ha eseguito i rilievi sta accertando le cause del sinistro, che al momento non avrebbe visto il coinvolgimento di altre vetture o persone. Il giovane conducente avrebbe fatto tutto da solo, mentre proveniva da Marano Vicentino verso Schio, in prossimità dell'incrocio con via della Pozza, il ragazzo avrebbe perso il controllo della vettura andando a collidere frontalmente con l'albero sul margine sinistro della carreggiata. La violenza dell'impatto, che ha distrutto completamente il cofano motore, non ha dato scampo a Matteo, che è deceduto sul colpo. I vigili del fuoco, intervenuti anche su segnalazioni di alcuni vicini che hanno avvertito il botto, hanno liberato il corpo del giovane dalle lamiere, mettendo poi in sicurezza l'area poco prima delle 2.